E da Roma, amici, mi sono spostata sulle colline trevigiane, siamo nel cuore di Valdobbiadene, siamo qui per l'antica fiera di San Gregorio. Ne parliamo con il padrone di casa, il sindaco, diamo il benvenuto a Bernardino Zambon. Allora sindaco, una festa quest'anno baciata dal sole. Non c'è angolo che non festeggi questo sole stupendo e l'ilarità della cittadinanza, ma dei numerosissimi visitatori. San Gregorio si conferma un appuntamento della storia, ma non di quella passata, di una storia della tradizione che sa parlare anche al futuro, e questo è il senso di questa esposizione permanente sulla città, lungo le vie storiche di prodotto e territorio. Allora sindaco, questo è anche un momento per avere un po' il termometro forse di come sta la nostra economia. A me sembra di vedere del bel movimento e anche tanti espositori. L'agricoltura, e noi lo vediamo a Valdobbiadene con la produzione dello spumante, è il futuro di questa città e di molte altre probabilmente, perché l'enoturismo, questo approccio del prodotto con il territorio, diventa una forma interessante di economia e anche di speranza per le giovani generazioni. Potenziamola con questi momenti, favoriamola e mettiamoci anche in discussione dove le regole dell'ambiente, se rispettate, favoriscono proprio la produzione e il maggior vantaggio. Allora, tra poco si taglierà il nastro, Sì. Il sindaco, ci sarà anche il presidente Luca Zaia, che cosa gli dirà e che cosa gli chiederà? Chiederò al Presidente di valorizzare in tante dimensioni, anche quelle che in questi giorni discutono di Valdobbiadene sulla stampa nazionale, queste perle, questi prodotti del territorio che sanno poi far parlare anche il territorio più esteso, privilegiare e in qualche modo favorire perle di questo Veneto come noi riteniamo Valdobbiadene sull'enoturismo, vuol dire portare vantaggio a tutta la regione. Chiederò al Presidente un ulteriore impegno sulla legge del turismo, sulla regola economica, sulla deburocratizzazione delle nostre realtà comunali, questo slancio che serve da adesso in avanti. Ecco, chi dice che le risorse al turismo debbano tornare a Roma, lei cosa pensa? No, i sindaci, e non c'è colore, non c'è dimensione, i sindaci chiedono il trattenimento e la gestione delle risorse della loro cittadinanza all'interno della città. Diventiamo responsabili di questa gestione, ci mettiamo la faccia, ma siamo sicuri che se trattenute e investite localmente trovano rispetto e vantaggio. Molto chiaro, grazie a Bernardino Zambon, sindaco di Valdobbiadene. Grazie. Presidente, parliamo di questa fiera, antica fiera di San Gregorio, una fiera che richiama anche turismo. C'è chi dice che le risorse del turismo debbano tornare a Roma perché le regioni non sanno spenderle o le spendono male. Lei cosa risponde? Ma il tema del turismo è un tema che questa nuova visione neocentralista che ha questo governo ormai è evidente. Ha tentato già con il turismo, però vorrei dire che se ci sono regioni che gestiscono male i fondi, male la promozione, che vanno alle fiere con pullman di dipendenti, non è sicuramente la regione del Veneto, quindi vadano a tagliare i fondi a quelle regioni che non sono virtuose, e i nomi e i cognomi ce li hanno a Roma. Lei non manca mai a questa manifestazione? Questa è una manifestazione che è un po' l'emblema dell'identità di quell'agricoltura che in Veneto pesa e pesa molto, è di fatto la seconda industria in Veneto con 6 miliardi di fatturato e 160.000 aziende agricole. È ovvio che qui siamo nel cuore del prosecco di OCG con tutto quello che ne deriva, in una provincia che ha oltre 150 prodotti tipici. Grazie a Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha appena parlato di Prosecco, uno dei tanti prodotti che qui in questa zona vengono realizzati, e tra questi tanti prodotti ci sono anche i salumi, e noi incontriamo con piacere un amico di Verde a Nord-Est, Cesare De Stefani dei Salumi De Stefani. Allora, che momento è questo? Diciamo che è un momento un po' difficile per tutta l'economia, lo vediamo. Fortunatamente in questo territorio abbiamo il Prosecco che sta trascinando un bel po' di occupazione anche attraverso l'agricoltura, e non solo, ma anche attraverso gli agriturismi e quindi il turismo enogastronomico. I salumi sono parte integrante di questo. Valdobbiadene ha sempre convissuto con pane, soppressa, prosecco, e quindi le frasche sono nate da questo. Ovviamente c'è da lavorare molto e c'è da continuare nella promozione.
E tra le tante idee, perché dovete sapere che Cesare De Stefani è una fucina di idee, ha avuto anche quella di un posto meraviglioso che si chiama Osteria Senz'Oste, un luogo che serve per promuovere il turismo in questo territorio, e però questo luogo è stato ed è al centro di una vicenda spiacevole di cui vogliamo parlare. Ci racconti a che punto siamo e che cosa è successo? Sì, proprio in questi giorni sono coinvolto, travolto da questa situazione anche mediatica che lega l'Osteria Senz'Oste al fisco. L'Osteria Senz'Oste io l'ho pensata proprio più che come promozione, come così un punto di riferimento per dare un messaggio di fiducia, e lo dico sinceramente, sono in grado anche proprio di farlo vedere. E quindi ovviamente innanzitutto una promozione del territorio, ma anche un messaggio di fiducia di tutta l'Italia, e questo lo dico perché lo trovo nelle dediche che puntualmente la gente che ci va mi lascia. E come funziona l'Osteria Senz'Oste? Ci spieghi? Funziona come non vorrebbe che funzionasse la burocrazia, o meglio i burocrati, perché non voglio criminalizzare la burocrazia serve per darci delle regole, delle norme. Spesso succede che degli imprenditori, e non solo io, vedono oltre, quindi creano qualcosa che non è normato, e quindi il burocrate, quindi in questo caso non la burocrazia ma il burocrate, fa di tutto per fermare queste idee, queste evoluzioni. Invece il burocrate dovrebbe essere colui che accompagna nella crescita, nella regolamentazione di quello che un'idea, che un imprenditore, e non solo un imprenditore ma può essere anche un normale cittadino, crea e magari non è normato e va disciplinato. Che cosa si aspetta? Cosa si augura? Mi aspetto e sono certo che quello che finora non sono riuscito ad ottenere, cioè che era quindi una logica regolamentazione di questa iniziativa in cui uno si può recare in un posto e liberamente lasciare un'offerta, e che a nessun burocrate venga quello che io definisco il prurito fiscale, abbia di qualcosa di cui remenarsi tutto il giorno. Grazie a Cesare De Stefani, di Salumi De Stefani, grazie. Grazie Laura, qui oggi a Valdobbiadene ci sono anch'io e sto curiosando tra le produzioni in piazza. Oltre ai salumi infatti ci sono anche i formaggi alla Fiera di San Gregorio. Sì, noi tutta la produzione è nostra, che facciamo con le nostre mucche che alleviamo nella nostra azienda. Ho i figli che si sono specializzati nella trasformazione del latte. D'estate andiamo sulle nostre maighe, portiamo le mucche e abbiamo i prodotti sia della maiga che dell'allevamento in pianura. Beh, e quindi avete poi anche uno stabilimento o si deve venire sempre esclusivamente in Malga per vedere la vostra produzione? Attualmente stiamo trasformando solo presso la Maiga, perché abbiamo il laboratorio idoneo e a norma, e stiamo ristrutturando una vecchia latteria nel paese di Miane, dove prossimamente, spero per fine anno, saremo in produzione con la nuova attività. Noi la ringraziamo a nome di Verde Nord-Est. Grazie. E vi auguriamo buon lavoro ovviamente. Grazie. Ottimo il vostro formaggio. Grazie mille per i complimenti, sempre benvenuti. Grazie Luana, ti chiedo la linea perché mi trovo anch'io qui in piazza Marconi alla Fiera di San Gregorio per conoscere un altro produttore. Volevo chiederle da dove vengono questi salami? Questi sono salami di produzione propria che facciamo qui nel territorio per, come vedete dai cartelli che abbiamo fatto, per ampliare e portare avanti quelle che sono le piccole produzioni locali grazie a un intervento fatto dalla nostra l'ULSS di Asolo, di Montebelluna, che già nel 2008 aveva spinto in regione questo progetto per far sì di valorizzare quelle che sono appunto le produzioni qui nostre, antiche diciamo. Quindi il maiale coltivato, allevato in casa, un minimo, non possiamo fare produzioni enormi, e tutto è per potenziare appunto questo prodotto nostro, nostrano. Questa è tutta produzione di quest'anno, noi possiamo fare una produzione da ottobre a febbraio. Queste sono le indicazioni che sono state date, e quindi proprio nel periodo invernale come si faceva una volta il maiale in casa. I maiali sono vostri interamente? I maiali abbiamo l'obbligo di allevarli minimo 4 mesi in stalla noi, quindi sappiamo cosa mangiano, il mais nostro, di produzione nostra, quindi non mangimi strani, non cose strane, ma tutta roba prodotta in casa. Allora, una giornata davvero meravigliosa, caro Assessore, per questa fiera che quest'anno ha molte novità. Innanzitutto buongiorno a tutti e salutiamo finalmente il sole dopo tanti mesi di pioggia.
E sì, una fiera di San Gregorio che presenta tantissime novità. Sapete che la fiera di San Gregorio è una fiera molto antica che è legata un po' al mondo commerciale e agricolo, alle nostre tradizioni, ma ci sono novità soprattutto da un punto di vista culturale e commerciale. L'anno scorso abbiamo lanciato il gelato al prosecco in collaborazione con la Fiera di Longarone e quest'anno abbiamo avuto un notevole successo di partecipanti e in più ci sarà una grossa novità che poi l'annuncerà il presidente della Fiera di Longarone, che Valdobbiadene è stata inserita nella strada del gelato artigianale, quindi è una nuova opportunità anche per i nostri commercianti che lavorano nel settore della produzione del gelato. Altra novità è la cittadella dei taglienti. Oggi abbiamo inaugurato la britola più grande del mondo, è un coltello che è tradizionale del nostro mondo agricolo, perché una volta si lavorava nei nostri vigneti con la britola e abbiamo proprio onorato il nostro mondo. Valdobbiadene è legato ormai all'agricoltura, abbiamo onorato questo mondo proprio con questo coltello, però insieme in questa cittadella dei taglienti ci sono tantissime novità e manifestazioni legate anche al mondo del taglio della legna nei boschi, perché Valdobbiadene ha anche un notevole patrimonio boschivo, quindi notevoli attività commerciali sono legate al taglio di questi boschi. Quindi c'è stata aperta questa cittadella ai taglienti e all'interno c'è una mostra di coltelli che quest'anno ha raggiunto un aspetto veramente internazionale. Sono dei coltelli artigianali e ci sono espositori da tutto il mondo, non solo italiani ma europei, ma addirittura dagli Stati Uniti, per far capire che in pochi anni questa mostra di coltelli ha raggiunto un successo veramente notevole. Ringraziamo l'assessore alle attività produttive e all'agricoltura del comune di Valdobbiadene, Pietro Giorgio Davì, e diamo il benvenuto ad Oscar De Bona, che è il presidente di Longarone Fiere Dolomiti. Lo ha detto nel suo discorso l'assessore, lo ha annunciato, insomma, per il terzo anno di seguito continua questo rapporto, questo patto di collaborazione tra Longarone, la Fiera di Longarone e Valdobbiadene, grazie a che cosa? Al gelato. Sì, ma grazie al fatto che la Marca Trevigiana non ha una struttura fieristica stabile, ha diverse però fiere importanti, importantissime come questa di San Gregorio. Un terzo dei nostri espositori, dei nostri clienti durante l'arco di un anno di attività fieristiche arrivano dalla Marca Trevigiana, oltre un terzo di visitatori arrivano da questa parte del Veneto. E quindi alcuni anni fa ho proposto al Comune di Valdobbiadene questo patto di collaborazione per valorizzare le loro iniziative e le nostre, per unire il Prosecco alla terra dei gelatieri. Infatti il 24 di marzo presso la sede della Banca Prealpi a Tarso presenteremo il progetto La terra dei gelatieri incontra la terra del Prosecco. È l'ennesimo progetto nato 3 anni fa. Quest'anno siamo arrivati al secondo anno anche del concorso del miglior gelato al Prosecco, che verrà premiato proprio durante la inaugurazione di questa edizione della Fiera di San Gregorio, e devo anche manifestare tutta la mia soddisfazione ringraziando il presidente della giuria Luigino Del Farra, grande maestro del gelato, perché abbiamo aumentato del 70% il numero dei partecipanti a questo concorso. Quindi poco più di un anno avere 25 gelatieri che hanno voluto portare il loro contributo del miglior gelato al Prosecco è veramente una cosa che ci dà estrema soddisfazione a noi e al comune di Valdobbiadene. Insomma, qualcosa che cresce sempre di più. Sì, certamente siamo contenti, siamo veramente felici perché non speravamo tanto, insomma vuol dire che la gente ci tiene ancora a queste cose ed è felice di partecipare. La qualità del gelato, mantenendo la segretezza? C'è stato del gelato veramente eccezionale, ma ce n'era qualcuno che era veramente immangiabile, dunque. Quindi
non deve essere facile. Non è facile. Vero, non è facile. Onestamente il gelato al prosecco Sì, è un gelato molto difficile, molto. Non è semplice farlo, bisogna proprio dosare le cose alla perfezione. Essere davvero dei maestri Bisogna gelatieri. essere dei Ormai maestri. i trevigiani hanno imparato a Sì, fare il hanno imparato gelato anche loro. bene anche loro dai Zoldani e dai Cadorini. Giornata europea del gelato artigianale. 24 marzo di quest'anno, seconda edizione, è l'unico settore dell'alimentazione che ha avuto questo riconoscimento dal Parlamento europeo e siamo contenti di poter festeggiare questa seconda ricorrenza presso proprio la Banca Prealpi di Tarso, che ha accettato la nostra proposta di sponsorizzare questo progetto, e nei prossimi mesi tutti coloro che vorranno partecipare potranno arricchire questo progetto. Io ringrazio i miei ospiti e amici qui dalla piazza di Valdobbiadene. È tutto, ridiamo la linea allo studio.